Buonasera, ringraziamo il duo Kind of Two, Stefano Livesi e Emily Codoro, che continuano anche nel successivo appuntamento, sempre grazie alla collaborazione col Conservatorio di Sassari. E adesso proseguiamo anche con l'omaggio. Sabato è dedicato a Michela Murgia, che quest'anno abbiamo voluto ancora con noi. Sarà Monica Corimbi, che adesso chiamo qua a salire. Sarà Monica Corimbi a leggere i brani dall'ultimo libro postumo di Michela Murgia,
Anna della Pioggia e poi proseguiremo con l'incontro. Chiedo perdono, ma a 20 anni, con le scarpe da tennis nuove e l'arroganza di chissà che in quel punto esatto non passerà mai più, ho sognato anch'io un figlio maschio. Nel sogno era scuro di capelli, aveva un nome di 3 sillabe e lo davo alla luce faticosamente, che a 20 anni i drammi sono tutti desiderabili. Il dolore è un belletto vitale che regala fascino e le lacrime lo spalmano sulle guance rendendoti fatale come una Turandot. Nella mia testa quel parto scenografico è avvenuto 1000 volte e la sofferenza era una forma di eleganza, la sfumatura più elevata di una maternità verace. Non c'era un uomo a far da padre, non ne serve uno per partorire con dolore. Nel mondo in frantumi dei miei 20 anni l'unico padre pronunciabile era il Padre Nostro, pregato con la fiducia incosciente di chi ancora non si è sentito chiedere niente da sacrificare. Nel mondo in frantumi dei miei 20 anni io credevo di essere nata con una sola cosa intera per le mani, l'istinto materno, la vocazione a essere ventre, come le brocche d'olio in magazzino o come le tombe spezzate di Tarros, gravidanze interrotte in attesa di un giudizio universale. Nel mondo in frantumi dei miei 20 anni non dovevo cercare alcun perché all'esistere, mi sarebbe bastato trovare un per chi. Sposa di qualcuno, madre di chiunque. Io non sapevo cosa fosse la vocazione ad essere me. Ma quando i 20 anni passano, un figlio smette di essere materiale da sogno e diventa un atto sovversivo. Dopo i 30 anni siamo tutti dei sopravvissuti e i figli dei sopravvissuti sono gravidanze a rischio anche quando non li fai, anche quando li pensi e basta, perché non c'è pensiero che possa ancora dirsi innocente. Quando si comprende che orizzonte è solo un altro nome per chiamare il limite, ogni possibilità diventa una rischiosa tensione all'utopia. A quello stadio, se ancora figlio deve essere, non può più essere maschio. Sarà femmina e non avrà occhi facili. Vorrà sapere. Seduta sulle mie ginocchia mi chiederà chi è e chi siamo, e le mie risposte non uccideranno le sue domande, perché non le venga la malattia dei figli unici, credersi la sola misura di se stessi. Partorirò per lei ricordi del futuro e profezie del passato, in un tempo senza scarti, dove poter già essere quello che saremo. Mia figlia diventerà ricordo prima di essere progetto e accoglierà il presente come fosse un seme ricevuto. Non si addormenterà con i cartoni animati, no. Io le canterò una ninna nanna per stare sveglia, una ninna nanna per non chiudere gli occhi perché abbiamo già dormito tanto e troppo, mentre altri plasmavano i nostri sogni in incubi di realtà. Sarà una musica l'identità e ci canterò sopra la storia che non abbiamo visto, mentre ci accadeva come cosa straniera, quando la benda divenne bandiera e dimenticammo di essere state regine. Le dirò di quando eravamo noi a scrutare il mare che chiamavamo nostrum mentre si colorava di vele color zafferano. Noi a piangere odio decidendo la guerra quando le torri erano culle di pietra per rifugiarci i figli svezzati troppo in fretta. Eravamo noi ad impugnare la bipenne per tracciare i destini quando i pozzi sacri erano fiumi di energia nascosta, altri mari nel ventre segreto della terra. Noi a crescere i figli deboli per essere da adulti la loro sola forza, noi a decidere a quale maschio, uomo o bambino dare il seno e quel che significa, noi a sventrare le bestie, a farne cibo per l'inverno intorno al fuoco, perché era nostra anche la vita sacrificata, noi a rifare per terra il sole e la luna con cerchi di danze a passi piccoli. Quanti hanno desiderato essere notte per vedere i nostri capelli fluire al ritmo di un flauto dolce di canna. Eravamo noi a strusciare il ventre contro le pietre unte dei menhir, invocando figli dal parto dolce, vegliate da madri e nonne al presagio stridulo della civetta. Eravamo noi a fare e disfare leggi, unendo in un'unica carta, in un unico logu, quello che gli altri morivano per dividere. Eravamo noi
nel silenzio degli sguardi, a decidere chi doveva pagare per la tragedia del morto ancora caldo in casa e come e quando e per mano di chi. Lo facevamo impastando il pane, con le dita immerse nel destino di un altro, a plasmargli la fine, come antiche parche. Eravamo noi, dure e odorose come la crosta del pane che facevamo, a far desiderare agli altri di essere donna per assomigliarci. Eravamo noi a cogliere le erbe per guarire e uccidere, per stordire e placare, per fare l'amore o il minestrone. Noi conoscevamo i segreti dei prati e i prati conoscevano il nostro. Eravamo sacerdotesse, voci profetiche, regine di castelli di basalto, vegliati da greggi di un bianco feroce, signore di lana ispida, muro, dispensa e coperta. In quel mondo nessuna era puttana. Eravamo noi, e mia figlia lo saprà quando giocherà nel cortile di una casa di 3 generazioni, imparando che chiedere scusa è il solo modo per dare ordini in tempo di pace. Ma poi, come glielo dirò, che noi eravamo anche quelle con i piatti di ceramica stampate con le facce dei reali di Savoia in fila sulla mensola del camino, noi con le figlie e le strade chiamate Mafalda, Margherita, Maria José. Eravamo noi, quei dolori silenziosi alla fine dell'altopiano, noi, che al suono della banda musicale fingevamo che i monumenti alle nostre amputazioni fossero fondamenta di una nuova appartenenza. Eravamo noi, a dare la benedizione ai figli in tuta mimetica che partivano di nuovo per il Kosovo, per l'Iraq, per l'Afghanistan, ansiosi di scambiare il luogo in cui erano nati involontariamente uomini per un qualunque altro luogo dove si potesse essere volontariamente soldati. Eravamo noi, le madri incinte di 0,5 figli a testa, cuori a bassa percentuale di fertilità, madri d'altro o solo altre madri, ferite, ostaggio, uccise, precarie, sole e malaccompagnate. Eravamo noi a carnevale con addosso le gonne di broccato delle nostre nonne e le camicie intarsiate a mano e i fazzoletti di seta con le frange, stupite e felici di essere tipiche con la maschera di noi stesse sul volto. Eravamo noi le figlie femmine che ereditavano le spiagge, terreni senza valore, né pascolo né campo, sterile frontiera con il niente e per niente le demmo via. Immemori che confine è una ferita e le ferite si curano, non si vendono. Ma in quel mondo ogni cosa era puttana. Starà zitta e forse non mi crederà quando le dirò che eravamo sempre noi a Tortolì dentro l'auto da dove ci sequestrarono, lasciando nostro figlio sul sedile addormentato e ignaro, che eravamo noi a Nuoro, la carceriera di quel furto d'anima conservata dentro una scatola di polistirolo come una cosa fredda. Eravamo noi, la madre morta a Gavoi quando aprirono il cofano, togliendo il fiato ad ogni speranza di riscatto. Eravamo noi, la figlia del bandito a Lula, quando ci spararono dalla strada al balcone, avevamo solo 14 anni. Starà zitta e forse non mi crederà che anche quelle eravamo noi, ma io glielo dirò lo stesso, perché per una madre ogni silenzio di verità è un aborto, ogni sacrificio di memoria è una rosolia dell'anima che genera figli deformi dentro, incapaci di ricordo, a basso quoziente di libertà. La nutrirò di parole forti, di quelle parole che esistono per caricarle dei pesi che noi non siamo in grado da soli di portare. Io non tacerò e lei mi ascolterà. E un giorno, forse, quando ogni cordone ombelicale sarà creduto reciso, lei ritornerà a me sul filo di una storia e nella memoria di quel racconto capirà che nella vita non si nasce solo una volta. Quel giorno diremo a voce alta il nostro nome per intero e raccontare non sarà mai più un gioco da bambini. Grazie, grazie a Michela. Grazie a tutti. Anche nel successivo incontro ci sarà sempre l'omaggio a Michela. E adesso proseguiamo l'incontro, le storie che ci attraversano. Chiara Valerio dialoga con Colm Tobin. Ne servono 3. Traduce
Juana Sommermann Weber. Hello. Buonasera Gavoi. La voce di Conto i Bin oggi è Giovanna Sommermann Webern. Allora, signore e signori, abbiamo un grande scrittore seduto nel centro di questo palco. Voglio cominciare con un aneddoto di Marcello Foix, scrittore. Il libro di cui parleremo oggi, di Conto i Bin, è su Thomas Mann. Prende Thomas Mann per raccontare un secolo, per raccontare le trasformazioni della borghesia, per raccontare l'Europa. L'aneddoto della famiglia Foix è il seguente. Paola, non mi guardare così. A un certo punto, c'è questo, e anche con Toybin lo racconta, Thomas Mann non voleva che i figli ronzassero intorno alla stanza dove scriveva. Allora pare che Marcello Foix a un certo punto dice ai suoi figli che non devono ronzare intorno alla stanza dove scrive, e i figli rispondono che che la famiglia di Thomas Mann era costellata di suicidi, loro invece avrebbero al massimo potuto suicidare Marcello Foix. Con Toybin subito una domanda. A un certo punto, quando Thomas Mann si trasferisce negli Stati Uniti d'America, i servizi segreti americani cominciano a prendere informazioni sulla famiglia Mann e lei chiosa il modo paranoico che aveva l'America di ripiegarsi su se stessa. Tra gli anni 50 del Novecento e il 2025 con la situazione statunitense, lei che posizione ha rispetto al modo paranoico in cui l'America si ripiega su se stessa? Yes, unfortunately, some of this novel, The Magician, about Thomas Mann in America in the 1950s especially, is contemporary. It is now. In other words, his daughter, Erika, who had been a heroic figure in the struggle against Hitler in Germany in the 1920s and as an exile in the 1930s. She did not have American citizenship. She was a British citizen. Her visa in America was running out. Her father was one of the greatest men in the world at this time. She herself was a heroic figure, and the American government, effectively the FBI, told her, you, Erika Mann, will be deported. This is in the 1950s. This is in 1951 and 52. Dunque, sfortunatamente, molte delle cose che scrivo in questo romanzo, che sono successe, che succedevano negli Stati Uniti negli anni 50, ci parlano molto di quello che sono gli Stati Uniti oggi. E Erika Mann, la figlia di Thomas Mann, uno degli uomini più grandi e più noti della sua epoca, negli anni 30 ha combattuto contro Hitler, ha combattuto ferocemente contro il nazismo. Però Erika Mann non aveva la cittadinanza americana e dunque aveva bisogno di un visto per poter rimanere in Stati Uniti. Ora, Erika Mann, una figura assolutamente eroica di quegli anni, si sentì dire dall'FBI a suo tempo, negli anni 50, che sarebbe stata deportata, perché lei non era cittadina americana. E dunque, e questo ci dice molto del parallelo fra allora e oggi. I just want to say one more thing about that. There are other connections. I wrote the book when Donald Trump had been elected president of America, and I was one of the people who was absolutely sure that an idiot like Donald Trump, a criminal like Donald Trump, could never be elected president of the United States. In the very days when I was writing, Thomas Mann thought Hitler
Hitler. Adolf Hitler is an idiot, a criminal. He could never be elected Chancellor of Germany. So that, it was very easy sometimes, because I was living in a world where fascism seemed very close some days and very far away other days, to see how easy it might be to be wrong, just to be wrong. No matter how clever you think you are, you can be wrong. Dunque io, per stabilire un altro collegamento, io stavo scrivendo questo libro proprio nei momenti, nei mesi in cui Donald Trump veniva eletto per la prima volta presidente degli Stati Uniti. E io ero assolutamente fra quelli che dicevano: ma non è possibile, un idiota di questo genere, un criminale come questo, non potrà mai essere eletto presidente degli Stati Uniti d'America. Eppure è successo. Cioè mi sono trovato nella stessa situazione in cui si è trovato negli anni 30 Thomas Mann, quando considerava assolutamente impossibile che Hitler potesse diventare cancelliere della Germania. E questo ci dimostra quanto è facile non rendersi conto che il fascismo è in certi momenti molto lontano, ma in certi momenti anche troppo vicino, e quanto è facile sbagliarsi, essere dalla parte sbagliata nei nostri ragionamenti, anche quando sappiamo di essere onesti e di essere che le nostre idee siano giuste. Toybin, lei insegna letteratura. Io ho una vecchia ossessione. La mamma di Thomas Mann cresce in Brasile, la mamma di Virginia Woolf cresce in India. Due dei maggiori scrittori europei, identificati come i fondatori di alcuni filoni del romanzo europeo, hanno ascoltato una lingua che veniva da un'altra parte. Lei come se la spiega questa cosa? It's an extraordinary idea that Thomas Mann, who was born in Lübeck, near Hamburg, in the north of Germany, that his mother was born in Brazil, and that her own mother was Brazilian, meaning she was of mixed race. Now, how did this happen? It happened because of the sugar trade. That, in other words, Lübeck is where most of the marzipan is made, and they need the sugar from Brazil. So there was a big trade between Lübeck and Brazil. But he felt all his life that he had, even though he never went to Brazil. When he went to live in California, it was the same weather as Brazil, but he felt Brazil was in him. He felt Brazil was in his eyes. So it was a very interesting connection then with his father as a merchant, as someone who was a very severe figure, respectable, and his mother, much younger, this dreamy figure who gave him a different dream, really. His father's dream was of money and trade, and his mother's dream was of something much more difficult to define, but it ended as himself and his brother both becoming artists. È molto interessante studiare questo tipo di relazione, perché Thomas Mann è nato a Lubecca, cioè una città del nord anseatico della Germania, ma è così anche suo padre. Ma sua madre era nata in Brasile, dunque era di razza mista, come lo era stata anche sua madre prima di lei. Suo padre, come si sono incontrati questi due personaggi? È stato grazie al commercio, gli scambi commerciali, soprattutto lo zucchero. La Germania doveva importare zucchero, lo zucchero veniva dal Brasile. Ed è stato grazie al commercio che queste due persone si sono finalmente incontrate. E pur essendo cresciuto con un padre assolutamente legato alla mentalità, diciamo, commerciale, Mann ha sempre avuto così in fondo ai suoi pensieri un'idea
diversa, cioè l'idea che gli veniva dal Brasile, dal fatto che sua madre era brasiliana, anche se lui in Brasile non c'è andato mai, però il Brasile c'era in fondo ai suoi occhi in un certo modo, ed è estremamente interessante vedere come l'unione di queste due visioni, diciamo, due tipi di sogno diversi. Suo padre aveva il sogno del commercio, sua madre aveva sogni differenti e che andavano molto più in là, abbiano poi alla fine prodotto due artisti come figli. I went to the house in Brazil where his mother was born, and it's right on the coast in a bay in a place called Paraty. And at night, the stars seem low, and the water is calm. The house is on the water, so the starlight reflected on the water gives the house something like electric light at night. Now, the first thing when you go to Lübeck in the north of Germany is, what's that? You look up, that's the sky. No, it's not. That couldn't be the sky. The sky is blue, and the clouds are low over Lübeck. So you can just imagine when she crossed when she was 9 years old from this beautiful Brazilian town, old colonial with the blue sky, to this world of strange Protestants and low skies. So I have nothing against strange Protestants. But io sono andato a visitare la casa dove è nata la madre di Thomas Mann. Si trova in una piccola cittadina sulla costa brasiliana, in una baia. È una cittadina stupenda, molto bella, con una luce particolare. E il mare calmo, le stelle sono vicine, sono lì. E la luce che trasmettono queste stelle è straordinaria, è come un fuoco d'artificio, luci quasi elettriche in un certo senso. Poi se andate a Lubecca vi trovate con un cielo completamente differente. Il cielo è grigio, non sembra neanche un cielo. Vi chiedete se è possibile che un cielo sia così basso, così le stelle, così anche loro vicine, però basse, non illuminano più che tanto. E dunque c'è della magia veramente in quest'idea di questa ragazzina che a 9 anni attraversa l'oceano, partendo da una cittadina bella, luminosa, una cittadina coloniale, e poi si trova a vivere il resto della sua vita in questo posto dove queste strane stelle incombono, ma non ci sono, non sono vicine. Lei ha detto Paraty, e c'è una strana ricorrenza di lettere nella vita di Thomas Mann. Per esempio, le case sono tutte con la P: Pochingestrasse, Princeton, Pacific Palisade e adesso Paraty. wow. Come mai sta P? Perché, visto che il libro si intitola Il mago e la magia ha a che fare con le parole, ci sono 2 grandi ripetizioni nella vita di Thomas Mann: la P delle case e la K di Klaus, Lot of Klauses. Klaus il fratello di Katia, la moglie, Klaus il figlio, Klaus Hauser, che è il ragazzo di cui si innamora. Quindi voglio capire se è una sua formula magica con Teubin o una formula magica di Thomas Mann. Qualcuno questa formula deve averla scritta. You see, the novel is a secular space. Novels don't like God coming down. Novels don't like, last night she prayed to God that she would win the lottery, and she won the lottery. Novels like struggle, novels like legacy, choices, chances, destiny.
So magic, bringing in religion or magic, is very difficult in a novel. But there's one extraordinary moment in Thomas Mann. It's where for the first time in his novel The Magic Mountain, someone has a record player. And one night when they're playing the Ouija board, the magic Ouija board, someone says, put on a song from Gounod's Faust. It's the soldier's prayer, avant de quitter ce lieu. And they put it on, and in the corner, from the dead, comes the cousin of Hans Castorp. A ghost comes into the room. It's really hard to bring a ghost into a room in a novel. But he does it once. And later on in Dr. Faust, just mainly, but it's the hardest thing to do. If you're a novelist in the audience, don't try ghosts. I mean, unless you're writing a ghost story. But in a novel about a family set in a moment, a given time or place, no ghosts. But Thomas Mann, it was a magician. He could do it. Dunque, i romanzi, la narrativa non ama l'intervento divino in nessun modo. I romanzi vogliono nutrirsi di lotte, di conflitti, del caso, del destino. È quello che i romanzi richiamano e vogliono contenere. È molto molto difficile introdurre qualcosa che abbia a che fare con la è molto molto difficile, scusate, introdurre qualcosa che abbia a che fare con la religione o con la magia in un romanzo. Thomas Mann riesce a farlo in un determinato momento nella Montagna Incantata ed è quando a un certo punto si trova ad avere un grammofono e ad ascoltare un brano in cui e mentre ascolta questo brano che ci parla di Faust, vede un fantasma, il fantasma del cugino Klaus, in un angolo che in qualche modo si avvicina ed è l'unico momento in cui questa cosa irreale, magica, entra in quel libro, entra in quel romanzo, in quella storia. Ed è molto difficile, perché anche i fantasmi sono cose molto molto difficili da rendere e da introdurre in un romanzo. Se c'è qualche romanziere in erba qui fra il pubblico, state lontani dai fantasmi, a meno che non stiate scrivendo una storia horror che parla proprio di quelli. I fantasmi sono un no. Con Toybin però le devo dire che la narrativa italiana non è una narrativa di fantasmi, perché abbiamo le ombre, il sole è troppo forte, abbiamo le ombre troppo nette, non abbiamo avuto rivoluzioni, non abbiamo avuto scismi religiosi, quindi non abbiamo i luoghi dei fantasmi. Poi siamo molto religiosi, quindi abbiamo i monacelli, i fantasmini, ma i fantasmi no. Ci sono pochissimi romanzi con fantasmi. Ricordo Ti trovo un po' pallida di Fruttero e Lucentini. Però lei dice in questo romanzo che cos'è un romanziere. C'è un dialogo tra Heinrich Mann e Thomas Mann quando escono i Bunderbrock e Heinrich dice: tutti penseranno che guarderanno dal buco della serratura. E Thomas dice, e Heinrich dice, e non è questo un romanziere? Far vedere agli altri che stai guardando dal buco della serratura la vita di qualcun altro. Voglio sapere se è un'idea di Mann o un'idea sua. Just help me with that. Serratura, I'm having trouble with the word. It's Heinrich says to Thomas that a novelist looks through a keyhole at the life of others. Is that Thomas's idea or your idea? That is what a novelist does? Oh, I think that your job as a novelist is to imagine others, and that the novel is not a mirror, so you're not looking at yourself,
And it's also, you have to be very careful that you're not a journalist. Your job is not to describe, you're not a sociologist, you're not a journalist. Your job is to see if there is a possibility of imagining a person in the same way as Rembrandt could paint a face, and to see if you could make that face live and live for others to read. It's a form of communication before it's anything. You can look all you like through keyholes, you can look in mirrors, but the novel is a way of imagining, and imagining in words for other people to read. So it is fundamental for us in every way that we know how to imagine others. That in other words, if we don't imagine others, then all our lives, if you think about what love means, love is really one of the ways to describe it is learning to imagine another. And maybe politics, if we could imagine others, we might have better politics. I'm not saying the novel saves the world, but it is in fact a sort of force for good in that sense. That it's something very useful without being a machine. Maybe it's what? Sorry. Io credo che il nostro scopo, il nostro lavoro in quanto scrittori, in quanto romanzieri, sia proprio quello di immaginarci l'altro, immaginarci gli altri e non dobbiamo essere uno specchio, non siamo uno specchio e possiamo anche guardare attraverso il buco della serratura, ma quello che dobbiamo fare è proprio immaginare quello che l'altra persona sta facendo. Il lavoro di un romanziere è quello di studiare le possibilità, esattamente come faceva Rembrandt nel dipingere un ritratto, cioè come posso fare in modo che quello che io disegno, illustro, venga poi visto o letto dagli altri, del pubblico, dai lettori. Ed è questa la forza della scrittura. Dobbiamo riuscire a fare in modo che guardando attraverso quel buco della serratura il lettore prenda conoscenza di quello che noi vogliamo, che noi stiamo descrivendo, ma non è una riproduzione come quella di uno specchio. In fondo è un po' come l'amore, perché in fondo che cos'è l'amore se non immaginarsi l'altro, creare l'altro in qualche maniera. E se lo possiamo forse applicare alla politica, forse la politica potrebbe anche essere migliore se facessimo esattamente, o se facesse esattamente questo, cioè immaginare l'altro a livello proprio mondiale. Diciamo che in questo modo la scrittura, il romanzo è una cosa utile, ma non è assolutamente una cosa meccanica. Perché perché e quando ha deciso di scrivere un romanzo su Thomas Mann? It starts with reading. When I was 18 or 19, I was reading his novels. The novels, and I began to, there was a time when I thought that novelists, people who wrote novels, were strong, stable, entitled people, and that they wrote from strength and stability and confidence and seriousness. But if you read Thomas Mann's diaries, or if you look in the mirror, you realize, no, you write from instability, uncertainty, nervousness, unease. And so the distance between a public figure, Thomas Mann was a very serious public figure, but alone in writing his diaries, he was someone who was unsure, uncertain, and he was also, of course, he was homosexual.
And I mean, I don't know. We'll have to talk a long time later about how someone who's homosexual has 6 children. But these ambiguities, these, I suppose, complexities in him began to interest me. And I felt if I could enter his spirit, that instead of writing a biography of him from outside, if I could move from inside his mind, and give the reader a sort of total immersion in his thoughts, in his feelings, in his memories, and in his actions, then I might get drama, I might get something energetic and serious. So that's, I don't know if that answers your question. It's too long. Sorry, that's too long. I'm sorry, I'm too long. Un applauso di sostegno a Juana. Dunque, è cominciato tutto probabilmente con me lettore. Io avevo 18-19 anni e leggevo i romanzi di Mann. E io all'epoca pensavo che uno scrittore, un romanziere, dovesse necessariamente essere una persona forte, stabile, sicura di sé e molto presto sono arrivato però alla conclusione che in realtà non era assolutamente così, cioè che la scrittura nasce e fluisce dall'incertezza, dall'insicurezza, dalle difficoltà, dal disagio. E in Mann c'era questa dicotomia assoluta fra la sua personalità pubblica, di persona estremamente seria, di personaggio molto solido e fermo, e mentre invece se si leggono i suoi diari, che sono una lettura fondamentale, ci si rende conto che era profondamente insicuro, pieno di problemi. Tanto per cominciare era omosessuale e potremmo poi anche discutere di come uno che è fondamentalmente omosessuale fa a fare 6 figli, ma questo è indicativo della enorme complessità di questa personalità. E la mia idea era che che fosse importante riuscire a trasmettere a un lettore non tanto una biografia, i fatti della sua vita, quanto riuscire ad entrare dentro alla sua mente, alla sua anima, ai suoi pensieri, ai suoi ricordi, alle sue passioni. E riuscire ad entrare in questo mi sembrava potesse portare ad elaborare una situazione drammatica, nel senso di teatrale anche, che era quello di cui si aveva bisogno per riuscire a capirlo. Il romanzo non solo è bellissimo, ma è molto appassionante. Per chi ha letto Mann è appassionantissimo, perché Colm-Tóibín fa un gesto veramente da mago, da magician anche lui, perché anticipa certi romanzi di Mann nella descrizione di quello che accade. Le passeggiate da ragazzo sono Tonio Kreger, Katia che va in sanatorio è chiaramente l'anticipazione, e funziona tutto così. Quindi chi legge si trova dentro una camera acustica di cose che ha letto o sentito. Thomas Mann appartiene a quegli scrittori e a quelle scrittrici che fanno parte della cultura comune anche se non hai letto. Lo sappiamo che Renzo e Lucia non si sono sposati, lo sappiamo che Mrs. Dalloway ha organizzato una festa, lo sappiamo che la generazione che non è tornata dalla prima guerra mondiale è stata a Davos. Quindi noi sappiamo delle cose perché sono romanzi che hanno parlato della vita e hanno costruito una cultura. Quello che riesce a fare molto bene con Tóibín, meravigliosamente bene, è descrivere una cosa molto difficile, il genio, perché è una famiglia di geni. A un certo punto Heinrich Mann, quando il terzo fratello Mann, sopravvissuto Victor, sposa il nazismo e poi muore, dice: è normale che con 2 geni ci sia un idiota.
Quindi volevo sapere come ha fatto ad affrontare la descrizione del genio che continua, perché ci sono Klaus ed Erika Mann, ci sono i musicisti, ci sono i nipoti che non sappiamo che fanno, ma fanno gli scrittori anche loro. Quindi è una genia, una stirpe, per utilizzare la prima parola del Mein Kampf, di geni. È una stirpe di geni. Anche il titolo di Marcello Feuz non è stato tradotto infatti in Germania perché cominciava con Mein Kampf. Quindi com'è la stirpe di geni? Il genio tedesco con Toybin, oppure non c'entra, oppure è il genio che viene dal Brasile, oppure è un genio mischiato, che cos'è? Oppure non sono geni. Good. The novel doesn't like the spiritual, the divine, miracles, interventions from ghosts. But the word genius is too big and abstract a word for me. Thomas Mann wrote novels. Every day he worked for 4 hours. He went into a room every morning and he wrote. The word genius can be used much later, maybe when he's dead, that he was a genius. But every day it didn't feel like that because there were always problems to face. One of the ways we understand him is that when she was very, very old, his wife, Katia, wrote a memoir. She dictated the book. It's a wonderful small book. She was obviously a very good-humoured, tolerant, marvellously intelligent person. And her book is almost funny. And of course, she was Jewish. And her family was very rich and very cultured in Munich. So Thomas Mann married this Jewish princess. And of course, this meant that the children were effectively Jewish under Hitler. And that put everyone in immense danger. So that in the middle of this genius problem, you have another problem. He must get visas. He is in some ways a very selfish, self-obsessed figure. But he gets visa for his 6 children and for his brother and his brother's wife. The battle for visas. I mean, it's the most amazing idea that has come back now. The battle for the visa has become such a massive political, I suppose, a political bombshell. We're back in the politics of the visa. And his life story really illustrates that in an extraordinary way. Dunque, è molto pericoloso molto scivoloso questo terreno della stirpe e del genio soprattutto. Per me genio è una parola troppo astratta, un po' finta anche forse. Forse possiamo parlare di genio di Mann dopo che è morto, cioè è stato un genio, qualcun altro lo ha detto. Ma Thomas Mann era un uomo che ogni mattina si alzava e scriveva per 4 ore, cioè era un suo compito quotidiano. E in mezzo a tutta questa attività, diciamo, artistica e letteraria, c'erano tanti problemi concreti e molto materiali da affrontare. Sua moglie Katia, ormai molto anziana, ha dettato un libricino di memorie, di ricordi, estremamente quasi divertente, diciamo. Era una donna molto intelligente e ci spiega anche quelli che sono stati alcuni di questi problemi pratici che si dovevano affrontare. Dunque, Thomas Mann sposa Katia, questa donna che viene da una famiglia ebrea, molto ricca, molto colta, dunque una principessa ebrea, la Jewish princess classica, e dunque i loro figli sono per Hitler anche loro ebrei. Dunque a un certo punto si trovano ad essere apolidi, devono trovare in qualche modo la maniera di farsi dare dei visti per andare, per uscire dall'Europa.
E dunque vediamo che in mezzo a tutta la creatività del genio c'è questa necessità di trovare, farsi dare dei visti per se stesso, per i 6 figli, per il fratello e la moglie del fratello, ed è un problema estremamente concreto che va risolto. Ed è piuttosto interessante notare che oggi il problema del visto, dell'avere un visto, torna di estrema attualità. Cioè, passati tutti questi anni, ci ritroviamo a vivere una politica dei visti, e questo mi sembra degno di nota. Torniamo ai 2 fratelli geni che hanno ciascuno qualcosa, e questo letterariamente è molto bello, perché i diari di Thomas Mann sono pieni di farneticazioni e di osservazioni sui ragazzi che vede. A un certo punto, sul fine della vita, Tom Toybin scrive che Thomas Mann prima faceva finta di essere stanco per guardare i ragazzi, poi era stanco davvero. E Heinrich Mann disegna per tutta la vita delle donne dalle forme prosperose. Quindi c'è un desiderio sessuale fortissimo in questi 2 fratelli geni, mentre Victor si sposa e non sappiamo nient'altro. Il rapporto tra desiderio sessuale e scrittura con Toybin, se c'è, se non c'è, o se c'è solo nei Mann. Is sexual desire present in all writing, in literature in general, this conflict, or is it present only in the Mann brothers? Is it a general fact, or? Oh, I think that as a novelist, you don't want ghosts and you don't want God, but sexual desire is fundamental because you fall in love, or you're going to marry, what's going to happen. I mean, these secular deals include the fundamental matter of sexual desire. So I think the novelist, any novelist, has to use your imagination. You don't really even have to use your imagination. You just can use what you know, you know. Yeah. Sorry, that's a wonderful question. Thank you. I'm really glad to be able to answer that. C'è una splendida domanda, tanto per cominciare. Dunque, per carità, il romanziere deve evitare accuratamente i fantasmi, le divinità, Dio, ma il sesso è fondamentale. Il sesso è alla base di assolutamente tutto. Qualsiasi scrittore inevitabilmente parte da lì, e non è neanche necessario pensarci troppo, immaginare qualcosa. Uno si basa sulle proprie esperienze, su quello che sa. Comunque, di nuovo, grazie per la domanda. But the matter of visas, which I was talking about as a big serious matter, it comes with its comedy, as the matter of desire comes with its irony. The purpose of the novelist is not to get earnest and really political about every matter. For example, Erika Mann in 1936, Thomas Mann's daughter, she had no nationality. The Germans had taken her passport, and she was desperately looking for a passport. Her father had a Czech passport from Czechoslovakia, but she had none. And she was at a party in Amsterdam, and she saw Christopher Isherwood, who was an Englishman who was homosexual. He was a writer. She was lesbian. She went up to him and said, "Hi, Christopher, will you marry me?" And he said, No, my mother wouldn't like that. And she said, "Do you know anyone who would marry me?" He said, "Yes, I have a friend in England, the poet Auden. He will definitely marry you." So they sent a telegram to Auden, "Will you marry Erika Mann?" And Auden said, "Of course, delighted." And she put on a suit and a tie. She really did this, got her hair cut short, went to England and married Auden. And that meant for the whole war she was a British citizen.
And so, this is speaking of desire as transactional, speaking of visas as you do anything to get a visa, including marry anyone. And so part of the job of a novelist is to sort of find if there's an ambiguous or if there's an ironic way of telling those stories as much as there is a dead serious one. Yeah. Un altro degli scopi che si pone uno scrittore è come descrivere certe cose che sono fondamentalmente molto serie con ironia, leggerezza, e uno scrittore non deve necessariamente essere sempre fondamentalmente molto serio. Per esempio, prendiamo come esempio la figlia di Mann, Erika. Nel 1936 Erika Mann diventa apolide, cioè Hitler le toglie la cittadinanza tedesca e lei si trova in estrema difficoltà. Ora, Erika Mann è lesbica, casualmente conosce uno scrittore inglese, Christopher Isherwood, omosessuale, e gli chiede: ma mi vuoi sposare? E lui dice no, perché a mia mamma non sarebbe contenta. E dice però ho un amico che forse ci sta. E dice: chi è questo amico? Un poeta inglese, Auden, e gli mandano un telegramma, dice: ma la sposeresti Erika Mann? E Auden risponde: ma certo, perché no? E allora sembra una cosa assolutamente, per lui assolutamente facile e immediata. Erika Mann si taglia i capelli, si veste da uomo, si trasferisce in Inghilterra, sposa Auden, il che le salva la vita, perché per tutta la durata della guerra Erika Mann è cittadina britannica, per cui non ha bisogno di altri visti in quel senso. Dunque questa è una storia che può essere raccontata appunto con la leggerezza, diciamo, la distanza che merita, e non deve essere necessariamente raccontata in modo drammatico ed estremamente intenso. La guerra fa una cosa terribile, obbliga a scegliere un'identità. A un certo punto, quando i giovani Mann si rendono conto di essere ebrei, la loro madre Katia si rende conto di essere ebrea e il padre di Katia, professore di matematica, si rende conto. Quindi qual è il rapporto che c'è in certe epoche con l'identità, con Teubin, e quanto il linguaggio che curiamo adesso ha a che fare con l'identità? Il rapporto tra le parole e l'identità, le parole che si possono usare e le parole che non si possono usare, perché questo libro racconta anche di questo, quanto la pressione identitaria sia sempre devastante per la letteratura, per la vita quotidiana e anche per una certa allegria. I wonder about the word identity. And if it's a word we should just get rid of. And like that, yeah, I'm homosexual, but maybe on Monday I'm Irish. I'm Irish, but then I forget I'm Irish. Like, I don't see myself, so I think, oh, do I look Irish? Do I sound Irish? Then I thought, well, I'm Irish maybe on Tuesday. Okay, Tuesday, I'm Irish. Wednesday, homosexual. Thursday, I'm a writer. And then I'm here now. Is that an identity? I'm bald. Oh, bald. Bald is an identity. Bald people. I hate, people. We should deport all bald people. Like these identities, even national identities, are the worst ones. I just don't see the difference much between if you go from Spain to Portugal, if you go from... So that really, I suppose the argument eventually is, why do we have passports? Who said? Did God say? Did St. Augustine say? Like, who said we should have passports? Just as a small matter, maybe it's utopian to think there's come a time, just abolish passports and then see.
but maybe that's too utopian. But I'm against identity. I just, you're Irish. What are you meant to do? You're meant to sing songs if you're Irish? L'identità è una cosa che mi chiedo sempre, non sarebbe meglio abolirla, l'identità, anche come parola? Perché che cosa vuol dire? Io sono irlandese, sì, sono irlandese, e posso... perché sono irlandese? In quale modo? Sono omosessuale, perché? Che cosa vuol dire di me questo? Magari il lunedì sono irlandese e martedì non lo sono più, e sono un'altra cosa. Martedì invece sono omosessuale ma non più irlandese, e mercoledì sono calvo. E allora che cosa facciamo? In base all'identità del calvo deportiamo tutti i calvi? Decidiamo che tutti vanno, che tutti i calvi vanno eliminati? Mi sembra innaturale tutto questo, mi sembra in fondo finto, perché poi uno passa, che ne so, dalla Spagna al Portogallo, in qualsiasi altro o in qualsiasi altro paese, e l'identità è definita da un passaporto. Ecco qui di nuovo il passaporto. A che cosa serve? Chi ha ordinato che dobbiamo avere dei passaporti? Ce l'ha detto Dio? Ce lo dice il Vangelo? No. Allora forse... Saint Augustine. Non vedo perché dobbiamo per esempio avere dei passaporti. Forse questa è un'idea troppo utopistica, però io sono contrario all'identità di per sé, e mi sembra che è una cosa che andrebbe eliminata. Lo sottolineo, anche se è molto evidente, la generosità con cui Colm Toibin sta facendo vedere come lavora un romanziere. Questo Dio e questi fantasmi che tornano in ogni risposta, questi cerchi che si aprono e che si chiudono e che tengono un basso continuo della conversazione molto abile. Sono veramente ammirata con Toibin, e le voglio raccontare una cosa. Io sono completamente contraria all'identità, mi ha sempre fatto schifo, ma sono per il cosplay. Quando leggo Viaggio in Persia di Anne-Marie Schwarzenbach, che è stata fidanzata con Erika Mann, io vado dal parrucchiere con la foto e dico: voglio i capelli come Anne-Marie Schwarzenbach, perché mi sentivo più lesbica, con i capelli tagliati. Quindi no identità, ma cosplaying, maschera, va bene. Quindi io sono un po' più per, per i francesi con le parrucche che per il romanticismo tedesco. Meglio, quella roba lì. Adesso questo non so perché vi volevo raccontare i cazzi miei, però va bene. Torniamo a Thomas Mann. Le faccio una domanda difficile. Quale libro di Mann preferisce? Before that, a week before Easter, I was in the Vatican, and I discovered by accident that there is a barber shop in the Vatican more exclusively for cardinals. And I found it. There's no sign, but you can see through the window. It's a barber shop. And I went in, and they just didn't know that I wasn't a cardinal or an archbishop. And there were 3 or 4 men getting their hair cut, and they were all cardinals, and they were getting their hair washed, and me too. So I got a haircut, like you. I got a haircut, but it was the haircut of a cardinal. It's still my haircut at the moment. I have a cardinal's haircut. Ti voglio raccontare una cosa. Qualche settimana fa mi trovavo a Roma, in Vaticano, e ho scoperto che all'interno delle mura vaticane c'è un negozio di barbiere,
che però ha come clienti esclusivamente i cardinali o monsignori. E io sono entrato, non lo sapevo, e c'erano 3 o 4 persone dentro che si facevano tagliare i capelli ed erano o cardinali o monsignori o vescovi o arcivescovi. Ora, nessuno sapeva che io non fossi uno di loro, per cui mi hanno accettato come cliente. Il risultato è che oggi ho ancora quello che rimane di quel taglio di capelli, che è un taglio di capelli cardinalizio. Aspettate, con Toy Bean può darsi che gli altri erano 3 grandi scrittori e anche loro non erano cardinali, quindi eravate tutti dei ciarlatani che cercavate di farvi tagliare i capelli da cardinale. Può rispondere a qual è il suo romanzo preferito e poi dobbiamo chiudere, signore e signori. Oh, I think with Thomas Mann you begin with his first novel, Buddenbrooks, which he wrote published when he was 25 in 1900. It remains one of those great European novels about families, about 4 generations of a mercantile family. It's totally exciting. It's filled with extraordinary pictures of both people and of communities. And then when you finished it, you want to go to Lübeck, because it's a novel that is so filled with the streets and the atmospheres of Lübeck. So yeah, you start with Buddenbrooks, and you know you could really use it for a long winter. If there's going to be a long winter, Buddenbrooks is a good winter novel. Dunque, credo che si comincia ovviamente dai suoi primi romanzi, forse dal primo, dai Buddenbrook, che è un romanzo enorme, grandioso, 4 generazioni di una famiglia, pieno di dettagli, di particolari, di descrizioni, di luoghi. E quando finisci vuoi andare a Lubecca, perché il libro è pieno di quelle città e tu vuoi vedere quei luoghi. È un libro per l'inverno, perché si legge molto bene in un lungo inverno, e dunque direi di forse cominciare da quello lì. Sì, ma quale le piace di più? Quale ti piace? Your favorite? Favorite. I suppose. How much time do we have? No. I mean seriously. No, 5 minutes. Quanti Okay. abbiamo? No, già dovevamo essere chiusi. No, niente. No time. Oh, but Out of joint. out of time, Buddenbrooks. Grazie Gavoi, grazie Giovanna Sommerman Weben, grazie al Tom Toy Bean. Compratevi il mago. Traduzione di Giovanna Granato e Inaudi.